Sportivi, siamo qui con Pietro Filippini, man of the match della partita di oggi. Pietro, grande gol, quindi a dicembre ti sei laureato, oggi il gol, le emozioni? Direi che meglio di così non poteva andare, insomma, dopo la sosta. Io in Coppa non ci sono stato perché ero via per un viaggio di laurea, diciamo, e dai, ho ripagato insomma questa assenza facendo il gol decisivo. Comunque gran merito ad Ambrosi perché insomma l'ho messa dentro da pochi passi, quindi... Ma quando ti sei buttato lì, cosa hai pensato? Ci credevi fino in fondo? Io ci credo sempre, poi è stato anche abbastanza fortunato Ambrosi perché è riuscito a fare una carambola che ha sorpassato il portiere in modo fortunoso, però insomma secondo tempo abbiamo giocato direi veramente bene, primo tempo molto meglio loro, secondo tempo li abbiamo messi lì e alla fine insomma poteva finire in pari, però comunque è un gol che ci può stare, meritato. Bene, ringraziamo Pietro Filippini, facciamo i complimenti per l'ottima prestazione, in bocca al lupo sia per l'ambito sportivo sia anche per professionale per la recente laurea. Grazie ancora. Grazie, crepi. Siamo qui con Umberto Ambrosi, assist man, possiamo dirlo, del gol della vittoria. Come ci sei andato, Umberto, su quel pallone? Sul cross di Ruggeri, sul secondo palo, ci ho creduto fino alla fine, di testa l'ho rimessa in mezzo per Filippini, che è arrivato coi tempi giusti, è venuto fuori il gol. Ti abbiamo visto quando sei entrato in campo carichissimo, subito con 2 o 3 sgroppate e poi alla fine insomma ecco, ci credevi, dimmi la verità, ci credevi veramente su quel pallone? Sì, su quel pallone lì sì, anche perché io gioco sempre gli ultimi minuti per ovviamente scelte del mister, il discorso dei giovani, però quando il mister mi chiama in causa cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni singola occasione che ho devo sfruttarla e oggi è andata bene. Quindi possiamo dire che Facci chiama e Umberto risponde? In questo caso direi proprio di sì. Bene, ringraziamo Umberto, vi facciamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato e grazie ancora. Ciao Umberto. Grazie mille, arrivederci. Ti ho visto saltare all'interno dello spogliatoio come un bambino alle giostre. Sì, beh, sicuramente è una gioia vincere 1-0 col Caldiero. Il Caldiero comunque è squadra, abbiamo visto una bella partita, tanto tattica, ma dopo al lungo del secondo tempo siamo venuti fuori e per fortuna abbiamo segnato. Quindi una vittoria importante che rispondete appunto all'Adriese, quindi vi riconquistate il primo posto in classifica. Domenica prossima si va a Piove. Sì, domenica prossima andiamo a Piove e un'altra battaglia, perché la Piovese, da quello che mi risulta, di solito nel ritorno fa sempre degli acquisti importanti. Comunque noi andiamo là, ce la giochiamo tranquillamente. Bene, ringraziamo il Presidente, gli facciamo in bocca al lupo per il Vigasio e per il cammino futuro. Grazie ancora Presidente. Grazie.